benvenuti a Basta Parole ma Fatti, ospite della nostra trasmissione che vi ricordiamo è in pillole, quindi 3 minuti per fare il punto sulla situazione, 3 minuti che gestiremo con Marino Finozzi, assessore regionale al turismo e al commercio estero, che gestiremo per una decina di volte per capire un attimo cosa sta succedendo, cosa è accaduto e cosa sta succedendo nella nostra regione, sia nel turismo che nel commercio estero. Grazie Marino Finozzi di essere con noi. Grazie a voi. Allora, oggi parliamo di che cosa è stato fatto a livello regionale nel settore turistico. Sono state fatte molte cose. La principale, nel giugno scorso è entrata in vigore una nuova legge sul turismo, legge 11/2013, che tenta di dare un'organizzazione al turismo molto più di stampo imprenditoriale. Si parla tanto che il turismo ormai è diventato un'impresa vera e propria, e lo dimostra il fatto che l'11% del PIL del Veneto proviene proprio dal settore del turismo, quindi dobbiamo dare ai nostri operatori regole e strumenti uguali a quello che troviamo nei settori delle produzioni tradizionali. Quindi una nuova legge anche molto semplice, è cresciuta man mano con il lavoro con gli operatori, con il territorio, con i comuni, con le province. Una legge con 40 articoli, quindi non è una legge Vangelo o Bibbia. E abbiamo lasciato fuori dalla legge tutto ciò che non è strettamente necessario prevedere in legge, proprio perché deve essere uno strumento che può essere ammodernato velocemente attraverso delle delibere di giunta. E quindi stiamo partendo con questa nuova riforma che permetterà al Veneto, e questo è il nostro obiettivo, visto che oggi parliamo di una presenza turistica in Veneto di 64 milioni e di 16 milioni di turisti che ogni anno scelgono il Veneto per le loro vacanze, di arrivare nel 2020 con 20 milioni di turisti che scelgono il Veneto, che sceglieranno il Veneto. Quindi questo è quello che stiamo facendo, ovviamente la legge è il quadro all'interno del quale ci muoviamo. Poi ci sono tanti strumenti, tante operazioni che facciamo ogni giorno per far conoscere questa straordinaria regione, che ricordo è la prima regione in Italia e la 6ª regione in Europa per le presenze turistiche. Ecco, diciamo che questa legge ha già avuto qualche effetto o non è ancora stata applicata? È entrata in vigore a giugno, ovviamente adesso stiamo producendo tutte quelle che sono le necessarie delibere di applicazione. Alcune le abbiamo già approvate, una in particolare riguarda un'organizzazione di coordinamento del territorio, in termine tecnico si chiamano DMO, abbiamo tradotto ovviamente con termini italiani, OGD, Organizzazione della Gestione della Destinazione, è il punto dove sia le strutture pubbliche che private che si occupano di turismo si trovano per coordinare le attività sul territorio, per evitare che ci siano doppioni, sovrapposizione, sprechi di energie, sprechi di risorse e ci sia la capacità di gestire nel meglio possibile tutto ciò che il territorio riesce a dare. Certo, è quello che non si vede ma che in realtà fa poi grande, no, il turismo nel Veneto. Grazie Marino Finozzi e voi continuate a seguirci perché ci saranno altre pillole e approfondiremo questo argomento.